Così importante per la nostra comunità. Furnari è un paese che ha una lunga tradizione e non a caso è un paese che ha avuto il merito di avere una arcipretura già nel 1652, il 25 agosto del 1652, allorquando un fatto straordinario deliberò evidentemente il vescovo a consacrare a Furnari l'arcipretura
seguito di un fatto eccezionale, perché il 5 agosto del 1652 un fulmine si abbatté sulla chiesa e a quanto pare restò solo il crocefisso, quindi fu un fatto miracoloso, per cui da qui nacque l'arcipretura parrocchia Santa Croce, che per volere anche della famiglia Furnari, i baroni di Furnari, ottenne questo titolo. Furnari è un paese importante, ha al suo cospetto il mare, il Tirreno, le isole Eolie, ed è una terra nella quale ci sono stati personaggi, uomini importanti, ma ci sono stati sacerdoti, arcipreti importanti. Basta ricordare l'arciprete Giuseppe Millemaggi, oratore, nato a Furnari nel 1631 o 1632 se la memoria non mi inganna, ed è stato uno dei migliori oratori della Chiesa del periodo, al punto che un suo ritratto è anche nei musei vaticani. Così come Furnari è stato anche il luogo di nascita di un arciprete carbonaro, Don Giuseppe Occhiuto, che forse all'epoca conobbe le carceri borboniche. Quindi nella terra di Furnari c'è parecchia storia, ci sono molte chiese importanti, ci sono belle tradizioni religiose, ci sono opere d'arte importanti, c'è un Cristo ligneo voluto dai principi di Furnari. Furnari ha avuto anche, oltre che a baronia, anche un principato. I principi Marziano di Furnari hanno un palazzo che è stato recentemente ristrutturato e ancora non inaugurato, e che se lei avrà la cortesia passeremo davanti e vedremo questa bella opera che stava per essere, come dire, abbattuta dal tempo. Quindi è con grande gioia e con grande affetto che io stasera sono orgoglioso di presentare a lei la comunità furnarese e di ricevere anche la presa di possesso del nuovo arciprete di Furnari. Io ricordo che appena io mi sono insediato lo stesso giorno, il 29 novembre del 2011, lei ha avuto la sensibilità di mandarmi una lettera con la quale mi augurava un buon lavoro nell'interesse della comunità alla quale io ero stato eletto primo cittadino. E ricordo le parole di quella lettera, ed è una lettera che custodisco nel mio cassetto privato della mia scrivania sotto chiave del municipio. Credo che in questo momento difficile il ruolo della società civile e per essa del sindaco, dell'amministrazione comunale e della Chiesa sia molto importante, soprattutto nel momento in cui viviamo in una società in cui i bisogni sono sempre di più e le risorse per soddisfare i bisogni della gente sono sempre di meno. Questo è un momento difficile sia per l'autorità religiosa, per la Chiesa, ma anche per un'amministrazione comunale, visto che ormai le risorse dello Stato e della Regione vengono sempre meno e ogni giorno c'è gente che viene a chiedere aiuto, sostegno, conforto, così come per un arciprete che poi verrà a operare in una comunità, la stessa cosa fa quotidianamente un sindaco, e molto spesso non si riesce veramente a trovare le soluzioni per i bisogni della gente, soprattutto per il bisogno del lavoro, ma ormai sta diventando sempre più diffusa la piaga della povertà. E quindi credo che insieme possiamo compiere un viaggio importante per cercare di venire incontro alle esigenze di quanti sono poveri e di quanti hanno bisogno. Io la ringrazio per essere qui stasera, l'amministrazione comunale con la giunta, gli assessori, i consiglieri comunali che sono presenti parteciperanno alla liturgia alla sua presenza, e poi sarà nostro piacere offrire un piccolo rinfresco nel teatro comunale
che è un piccolo gioiello del nostro paese che contiamo quantomeno di rendere il più presto operativo e vivibile, perché è un luogo dove si può fare cultura e si può aiutare la gente anche con la cultura, appunto. Grazie per la sua presenza.
metropolita di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, archimandrita del Santissimo Salvatore, per venire incontro alle necessità spirituali e pastorali dei fedeli della parrocchia Santa Croce in Furnari, ricadente nel territorio del vicariato foraneo di Montalbano, resasi vacante dopo il servizio reso dal parroco titolare Don Maurizio Vaccaro, volendo provvedere alla celebrazione del culto divino e alla adeguata cura pastorale dei fedeli con un nuovo pastore, a norma dei canoni 523 e 524 del Codice di diritto canonico, nomina parroco della parrocchia Santa Croce in Furnari, Messina, il reverendo Don Domenico Mirabile, nato a Barcellona il 25 novembre 1985 e ordinato sacerdote il 28 giugno 2010. La nomina decorre dal 28 ottobre 2013 e comporta l'assunzione di tutti i diritti e i doveri inerenti all'ufficio. Secondo le facoltà concesse ai vescovi diocesani dal Codice di diritto canonico e dalla delibera CEI numero 17 del 6 settembre 1984, la nomina ha la durata di 9 anni. Dispone altresì che entro il più breve tempo possibile il nuovo parroco riceva l'immissione in possesso canonico secondo le norme prescritte. Messina, 14 ottobre 2013. Calogero Lappiana, arcivescovo metropolita. Pietro Aliquò, cancelliere arcivescovile. Invochiamo ora la benedizione del Signore, perché mediante l'azione dello Spirito Santo il parroco e i fedeli a lui affidati formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Sii benedetto, Dio nostro Padre, Pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, per formare un'unica famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda, o Padre, con paterna benevolenza Don Domenico, nuovo parroco, al quale affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale di Santa Croce in Furnari cresca e si edifichi in Tempio Santo del tuo Spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Aspergi il popolo di Dio e venera il santo altare. Guida i discepoli di Cristo Maestro e Signore nel cammino della verità e della vita, dal ponte battesimale alla messa del sacrificio eucaristico. Sostenga il tuo ministero e i fedeli a te affidati, l'intercessione di Sant'Antonio, patrono di questa comunità parrocchiale, e ti accompagni sempre la materna intercessione della Beata Vergine Maria.
in excelsis Deo. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. In quel tempo diceva Gesù: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora: a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Parola del Signore.
vocazione. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, al lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicato assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito al Cristo sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura di Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me, ai miei successori, filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
magnificando il Signore autore di ogni dono e ministero, e nello stesso tempo esprimere sincera e doverosa gratitudine a quanti si fanno mediatori dei suoi doni e strumenti della sua infinita misericordia. Un riconoscente grazie a lei, innanzitutto, Eccellenza Reverendissima, Padre e Pastore di questa nostra amata Chiesa, che ha voluto presiedere questa solenne celebrazione eucaristica. Grazie per la fiducia che nutre nei miei confronti e l'affidarmi la cura pastorale di questa comunità. Fin da adesso rinnovo nelle sue mani la mia filiale obbedienza nel compiere il servizio affidatomi, esercitando a nome suo l'ufficio di insegnare, santificare e governare. Mi permetta, in questa felice circostanza, un grazie per la fraternità dimostrata in questi anni, ma in modo particolare in questi ultimi due, chiamandomi al delicato ufficio di segretario, consentendomi di maturare sempre più come uomo di Dio, intessendo rapporti di collaborazione e di mutua conoscenza e stima con il presbiterio e le varie realtà presenti ed operanti nella nostra Chiesa particolare. Saluto e ringrazio le gentili autorità qui presenti, il signor Sindaco, l'Avvocato Mario Foti, per l'attestato indirizzo di saluto iniziale, la Giunta Comunale, il Comandante dei Carabinieri e della Polizia Municipale, nella diversità dei compiti e dei servizi da rendere a questo territorio auspico una virtuosa e costante collaborazione per una migliore e autentica crescita della nostra comunità. Un grazie davvero sentito ai numerosi confratelli sacerdoti qui presenti e a quanti impossibilitati a noi uniti spiritualmente. Grazie per la vicinanza, il sostegno e l'amicizia che reciprocamente ci offriamo nella comune condivisione del grande dono ricevuto. Mi sia concesso un ricordo grande verso quanti mi hanno preceduto alla guida pastorale della comunità comunarese. Saluto fraternamente il carissimo Padre Maurizio Vaccaro, mio diretto predecessore, insieme al Grazie, Padre Salvatore Catano, vicario Coranio, e tutti i confratelli di questo vicariato del quale da oggi vengo a parlare. Un caro saluto a Padre Nino Fazio, originario di questa comunità, al cancelliere arcivescovile, Monsignor Pietro Nicotte, per la sua preziosa presenza, e un saluto anche a Padre Domenico Siracusa, sacerdote che mi ha presentato in seminario e mi ha accolto in parrocchia da presbitero. Un grazie per la loro affettuosa presenza alle comunità parrocchiali con le quali ho condiviso un tratto di strada, la comunità di Capitello con il parroco Padre Tonino Tripoli, la comunità di Mazzeo con il nuovo parroco Padre Nino Gentile, gli amici provenienti dalla cara comunità di Fiume di Nisi insieme al neoparroco Padre Daniele e la mia comunità di origine che mi ha visto crescere e maturare nel cammino di fede e costantemente si stringe a me nelle tappe più significative del mio itinerario, la comunità parrocchiale Pozzo Cortese con il caro Monsignor Santino Colosi. Un grazie per la presenza e per il dono che mi avete fatto. Grazie anche agli istanti di questa comunità che hanno prestato il loro servizio all'altare. Un saluto ai seminaristi del nostro seminario arcivescovile e ai diaconi, in modo particolare al diacono Giuseppe Giofalo, che in questa comunità esercita il suo servizio ministeriale. Grazie per la collaborazione che fin da adesso mi offrirà e per l'impegno profuso in questi giorni intensi di preparazione al mio ingresso. Un grazie ancora a quanti in vario modo hanno preparato questa celebrazione favorendo
Desidero rivolgere un caro saluto, carico di profondo affetto ed autentica stima al seminarista Michele Teofalo, frutto di questa nostra comunità parrocchiale. Grazie per la tua preziosa presenza. Continueremo come comunità a sostenerti per presto accoglierti tra noi come Ministro del Signore. Da parte mia ti assicuro l'amicizia di sempre. Infine, grazie sia consentito alla mia famiglia che costantemente a me vicina mi sostiene e oggi gioisce per me e insieme a me. E adesso eccomi a te, comunità parrocchiale Furlari. Cari amici e compagni di cammino, vi saluto fraternamente nel Signore. In questo tempo pregato, perché il Signore, il Maestro buono, mi desse la serenità interiore per portare avanti nella gioia e con grande entusiasmo il delicato e gravoso ufficio affidatomi. Ora sono in mezzo a voi come nuovo parroco, con trepidazione, fiducia e grande gioia, confidando nel Signore che ancora una volta nel suo misterioso disegno di salvezza mi chiama a seguirlo per questa strada. È per me la prima esperienza di servizio come parroco, tuttavia trovo forza nell'aver già sperimentato che dove non arriviamo dai nostri limiti inizia l'aiuto di Dio che ama la sua Chiesa e ha dato la vita. Da oggi iniziamo dunque questo nuovo cammino insieme. Non ho da presentarvi un mio personale programma pastorale, perché la strada maestra è e rimane quella del Vangelo, e i mezzi e le vie per incarnarlo nella nostra vita personale e comunitaria li individueremo insieme nella mutua stima e conoscenza, nella diversità dei ruoli e ministeri, nella costante attenzione verso gli ultimi, ma soprattutto animati da grande fede nel Signore e sostenuti dalla forza della preghiera vicendevole. Mi sento spinto dall'intimo del cuore di ricordarci che la parrocchia non è da identificare con il parroco, ma tutti insieme costituiamo e costruiamo questo edificio di pietre vive. Questo ci ricorda come la comunità ha bisogno di tutti e del contributo di ciascuno. Sogno una comunità dove al di là dei servizi richiesti tutti si sentano come a casa, si sperimenti la fraternità, si condividano le gioie con chi soffre, si accompagni il tempo della sofferenza con chi soffre. Da parte mia c'è semplicemente la volontà di servire ed amare questa porzione del popolo affidato. A questo sono stato chiamato e vorrei farlo in pienezza. Sin da questo istante mi metto a vostra disposizione e mi piacerebbe che vedeste la parrocchia come la casa di Dio che case nei voi. Le porte della Chiesa sono spalancate a tutti, come anche e soprattutto quelle del mio cuore sacerdotale. Confido nella vostra preghiera e nel vostro significativo aiuto per poter svolgere il mio servizio di parroco, operando insieme per far crescere sempre più la nostra comunità come casa e scuola di comunione. L'augurio che faccio in questo primo saluto da parroco a voi e a me è che possiamo sempre lasciarci afferrare da Cristo e affascinare dalla sua parola, affinché la nostra comunità gusti la bellezza dello stare insieme e cresca secondo la volontà di Dio per il bene di tutti e ciascuno. Sui giovani, le famiglie, gli ammalati, anima della comunità, come anche sul nuovo cammino che ci apprestiamo ad intraprendere, imploro la materna benedizione della Beata Vergine Maria, Madre e Maestra. La fraterna intercessione del Beato Antonio Franco, pastore zelante, e del nostro glorioso patrono Sant'Antonio da Padova, appassionato evangelizzatore. Guidino i nostri passi e ci donino l'entusiasmo della fede, nel testimoniare l'amore di Dio che salva e redime
Monsignor Calogero Lappiana. Il giorno 29 del mese di ottobre, nella parrocchia Santa Croce in Pugna di Messina, sono presenti Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Calogero Lappiana, Arcivescovo Metropolita di Messina, di Santa Lucia del Mela, e Archimandrita del Santissimo Salvatore di Messina, Monsignor Pietro di Buo Cancelliere Arcivescovile, Don Domenico Mirabile, parroco nuovo eletto, i confratelli sacerdoti, i testimoni ufficiali, i signori Raghela Francesca e Schedi Sant'Unino. Il reverendo Don Domenico Mirabile si presenta a Sua Eccellenza l'Arcivescovo per l'inizio solenne del suo ministero di parroco nella parrocchia Santa Croce in Pugna di Messina, sede resasi vacante dopo il servizio svolto dal parroco titolare Don Maurizio Barcaro. Dopo la lettura del decreto di nomina, Sua Eccellenza l'Arcivescovo, seguendo il cerimoniale uso, ha immesso il reverendo Don Domenico Mirabile nella suddetta parrocchia, disponendo che di tale avvenimento sia redatto regolare verbale in doppio e plurale, di cui uno destinato all'archivio della cancelleria della Curia Arcivescovile Diocesana e l'altro all'archivio della parrocchia. E io, cancelliere, nella qualità sopra indicata, ho redatto il presente verbale che letto è stato confermato e sottoscritto. del Signore nostro Gesù Cristo, il Dio di ogni consolazione, vi conceda di vivere nella gioia e nella comunione fraterna. Amen. Il Signore Gesù, pastore e guida delle nostre anime, vi conduca a vivere la missione per l'annunzio del Regno. Amen. Lo Spirito Paraclito sia in voi consigliere mirabile e fuoco vivo di amore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio
e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Confidando in Cristo Gesù nostro Signore, andate in pace. A termine della celebrazione Mm.